Ecco a voi Sadome Sorku, che non è semplicemente un nuraghe, ma è, oltre a essere forse il nuraghe più grande del Sahara, anzi tolgo il forse, è il nuraghe più grande del Saharabus, e comprende, oltre diciamo alla struttura questa qui principale, tutto l'insediamento attorno con le capanne di epoca nuragica, le capanne di epoca romana, perché questo sito poi si sviluppa, viene stratificato nei secoli da anche altre civiltà, quindi abbiamo il nuragico sicuramente, abbiamo il punico, abbiamo il romano, e arriva fino allo scoglio di Peppino, alla spiaggia di Santa Giusta, dove c'è sotto la sabbia, sotto l'acqua, voi ci mettete i piedi ogni anno senza magari rendervi conto di quello che c'è, ma lì sotto c'è una cava di arenaria sfruttata sin dai tempi dei romani e probabilmente anche dei nuragici. Poi vi spiego anche il perché. E i resti del molo, sempre lì allo scoglio di Peppino. Comunque le immagini in sovrimpressione adesso vi faranno sognare, ecco, vi faranno vedere quello che sto dicendo e vi faranno sognare di tornare magari in inverno, quando durante le mareggiate queste bellezze, queste perle vengono scoperte e riportate alla luce. Raggiungere il sito è semplicissimo, perché da dove si parcheggia la macchina praticamente sono, quanto saranno, 50 metri, e il sito è qua davanti, è facilissimo da raggiungere. Tra l'altro abbiamo fatto l'intervento di pulizia da poco, quindi abbiamo liberato sia una parte del sito che anche il sentiero. Oggi avrebbe bisogno di una decispugliatina, quindi si prosegue, come vedete, fino ad arrivare ai piedi della struttura centrale, infilandoci in questo bel sentierino in mezzo al bosco, superato il quale vi si presenterà davanti ai vostri occhi questa meraviglia della natura umana. Voi direte, perché non ce la fa vedere? Perché, come ormai è diventata consuetudine, la suspense gioca un ruolo fondamentale nei nostri video. Prima di farvelo vedere vi do un paio di informazioni. Questo sito è stato ampiamente trattato da Roberto Ledda nel suo libro Il censimento nel territorio del comune di Muravera, perché quando ha fatto lo studio e il libro il comune di Castiadas non esisteva e quindi i territori erano un po' divisi tra Villa Puzzo, San Vito e Muravera. Sadome Sorku apparteneva al comune di Muravera e quindi l'ha inserito in quel libro. Come dicevo, uno dei siti più grandi il sito più grande del Saharabus, molto probabilmente, ma diciamo il 99,9%. Una struttura centrale particolare, perché vede queste due torri incastrate, e poi un secondo livello che circonda la struttura centrale, formata da 5 torri. Ci sarebbe da fare poi uno studio approfondito degli scavi. Come dicevo prima, il sito poi è circondato dal villaggio, rimangono ancora i segni delle case, delle capanne circolari, e un secondo livello dell'insediamento poi con le tipiche case dell'epoca punica e romana, quindi a base quadrata rettangolare. Una curiosità, visto che prima vi ho detto della cava di arenaria che c'è a Santa Giusta, scusate ma ho ingoiato moscerino, si trovano nei crolli qua, nei mucchi di pietre di crollo, si trovano dei blocchi di arenaria. Facciamo questa cosa romantica, ci fanno ipotizzare a me che magari la parte alta della torre centrale fosse costruita con questi blocchi di arenaria, per una questione anche, non so, di visibilità da lontano. Tenete presente che qua siamo praticamente al mare. Mi dispiace per la giornata uggiosa di oggi, perché sarebbe stato bello poi vederlo da sopra, il mare caraibico di Costa Rey, ma tant'è, ci prendiamo quello che ci danno, cioè crucuriamo. Eccoci qua, cominciamo a scoprire un po' le carte. Questa è la prima, diciamo una delle torri del livello esterno, quindi una torre qua, una torre là. Probabilmente questo qui era l'ingresso della parte del cortile interno. Ci sono altre torri, poi magari mettiamo adesso il disegno che aveva fatto della pianta che aveva fatto Roberto Ledda, lo inseriamo e lo ringraziamo, e poi lì dietro la parte, diciamo, il nucleo centrale della struttura. Faccio una piccolissima prefazione per chi non ha familiarità con l'argomento, visto che comunque ci seguite anche dall'estero e questo ci rende orgogliosi, ricordandovi che semplicemente la civiltà nuragica si è sviluppata in Sardegna più o meno orientativamente dal 2000 a.C. al 1000 a.C. Ecco, più o meno, diciamo,
quindi prima che inventassero i romani stavano ancora cercando un posto dove fare il solco, e che è caratterizzata dalla costruzione di questo tipo di strutture, quindi questi nuraghi che prima erano molto semplici, quindi dei nuraghi a corridoio, comunque a pianta semplice, e poi piano piano sono evoluti diventando tondi, con le stanze con la cupola, si chiamano le tolos. La caratteristica unica che abbiamo in Sardegna è che questi coni rovesciati venivano anche costruiti uno sopra l'altro, arrivando anche a 3 uno sopra l'altro, mentre da altre parti questa cosa non esisteva, ce n'era uno e lì finiva. Quindi anche una dimestichezza con le tecniche di costruzione molto molto avanzata, e che ha popolato la Sardegna riempiendola praticamente di nuraghi. Ce ne sono tantissimi solo nel territorio del Sarrabus. Noi tra nuraghi e siti e costruzioni di epoca nuragica siamo arrivati a contarne quasi 400, quindi una antropizzazione del territorio molto intensa, e che hanno costruito queste opere meravigliose. Adesso noi ci apprestiamo a entrare nella quello che era sicuramente un'area, un cortile interno. Intanto guardate anche qua la potenza di queste strutture, questi massi giganteschi. Anche qua vedete, provo a fare un po' il giro, ogni tanto si intravede questi che probabilmente erano dei lucernai, dentro completamente coperto dal muro di crollo. E eccone un'altra qua. Ci apprestiamo ora ad avvicinarci al livello, alla parte centrale del complesso. Come potete vedere, ecco qua siamo adesso davanti alla torre centrale. La torre centrale, che poi in realtà sono due, come dicevo, una è questa, una è quella là. Anche qui è presente, come potete vedere, una specie di feritoia che penso che fosse funzionale più a far entrare la luce all'interno dell'ambiente, e un altro muro qui, un'altra opera muraria che circondava la torre, e che si ricollega poi a un'altra delle torri che fanno parte di questa cortina esterna. Allora, ecco qua, questa mi trovo nella parte nord, questa è l'opera muraria di rifascio della torre centrale che è lì. Anche questa prosegue e poi si ricollega a, un'altra delle torri di cui parlavamo prima, che però da questo lato, come potete vedere, è completamente coperto dalla vegetazione. Ecco qua, così continua. Guardate qua che è grande, guardate cosa c'è qua. Questo è bellissimo, Che bello, questo andrebbe pulito bene. L'ingresso della parte centrale era dall'altro lato, è comunque una zona che è dove c'è molta vegetazione fitta, quindi è anche difficile in questo momento da raggiungere, quindi non ci andrò, però con l'aiuto del drone come al solito riusciremo a darvi dei riferimenti. L'insediamento di San Domè Sorcu rappresenta una enorme potenzialità per tutto il territorio sarrabese, perché la sua dimensione, il suo utilizzo nei secoli anche da parte di diverse culture, come dicevamo i romani, i nuragici, poi i punici, i romani. Ci sono tracce anche di insediamento del Medioevo giù verso lo stagno, potrebbero regalarci tante informazioni che potrebbero scrivere, non riscrivere perché non è mai stata scritta la storia del Sarrabus, ma scrivere una importantissima pagina della storia sarrabese. Importante perché io penso, visto poi la quantità di siti di questa epoca che ci sono distribuiti in tutto il territorio del Sarrabus, ne ho contato circa 400, e renderli fruibili, leggibili, dargli almeno una pulita. Il lavoro che facciamo noi è anche questa funzione, quello di rendere leggibili questi siti anche a chi non
non ha, diciamo, dimestichezza con la civiltà nuragica, quindi dare anche delle informazioni. Poi noi non abbiamo nessuna velleità di dare informazioni scientifiche perché non abbiamo nessuna competenza, però cercare un po' di far capire, ecco, che cosa sono queste grandissime strutture in pietra che sono presenti in Sardegna. Vi saluto ricordandovi che noi siamo su quasi tutti i social, siamo su Facebook, siamo su Instagram, siamo su YouTube con questi video, siamo su TikTok per esempio, e abbiamo anche qualche altro progetto nuovo che è pronto a partire, ma non vi svelo nulla. Vi saluto da Sadome Sorku e alla prossima, ciao e grazie.